Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Tok Tok Sardegna, diretta dallo studio 1 di Torino. Alessandro Manno. In diretta dallo studio 2, sempre di Torino, Emanuele Orru. E in diretta da Monserrato, come sempre, Piero Grimaldi. E oggi abbiamo 3 ospiti, non uno solo. Partiamo da quelli che sono i nostri 2 opinionisti che ci affiancheranno nella conduzione di questa nostra puntata. Sono i nostri 2 membri della redazione web, Alessandro Cocco e Lorenzo Pucci, rispettivamente in diretta da Alghero e da Quartu. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Con noi. Presenterei quindi subito il nostro ospite, che è Lorenzo Pregliesco, direttore di Utrend, che passa senza nessun problema dagli schermi di Sky 24, dove ha seguito la maratona delle elezioni comunali, agli schermi di Tok Tok Sardegna. Grazie ancora per essere con noi oggi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, io partirei subito da questo, che cioè sia le elezioni comunali, le elezioni amministrative, che ancora sappiamo sono in divenire. Ci saranno i ballottaggi a breve a Torino, a Roma e a Trieste, per citare solo quelle che sono le città più importanti. E io partirei da un dato che è quello che salta più di tutti, ossia il dato dell'astensione. Tante volte si è detto che chi vota non ha poi voce in capitolo, perché ovviamente non facendo una scelta non può ovviamente lamentarsi di quale persona qui va a governarlo. Ma in questo caso si può ancora definire un astensionismo con un qualche senso, o è un astensionismo per mancanza di offerta politica, cioè proprio non c'è, queste persone non trovano qualcuno da votare? Beh, diciamo che una parte di elettorato in realtà si astiene ormai quasi sempre, cioè se pensiamo alle elezioni politiche, no? Che sono il tipo di elezione con l'affluenza più alta, anche lì siamo scesi sotto al 75% di partecipazione. Vuol dire che insomma un elettore su 4 non vota nemmeno alle elezioni politiche, che in teoria sono le più sentite, no? Quelle che danno o cercano di dare un Parlamento e un governo a seguire al Paese. Quindi c'è una quota di estensionismo ormai, io credo, difficile da aggredire a livello di consenso e di convincimento. C'è un'altra quota invece di elettori che di volta in volta scelgono se votare prima che chi votare. È chiaro che quando si va sotto al 50%, come al primo turno di queste elezioni comunali a Torino, a Milano, a Roma, a Napoli, persino Bologna, che ha una tradizione di partecipazione al voto molto alta, si è fermata praticamente al 50%, beh, insomma, il segnale è più che preoccupante. E attenzione, perché ai ballottaggi con questi chiari di luna io temo che vedremo partecipazioni al voto a Torino e a Roma forse più vicine al 40 che al 50%. Addirittura. Sempre restando quindi al tema dei ballottaggi, in questi giorni ci sono stati numerosi scandali, sia l'inchiesta di Fanpage, sia l'attacco a Roma e a Milano. Secondo lei, come l'elettorato potrebbe prendere queste vicende e trasformarle poi in voto? Secondo lei peseranno molto all'interno del contesto elettorale? Diciamo che non penso peseranno molto, cioè non penso che invertiranno significativamente delle tendenze. Penso che un po' però potrebbero pesare. Diciamo, andando sul pratico, sul concreto. Cosa può voler dire? Beh, può voler dire che ad esempio nel caso di Roma, che era tra l'altro la città epicentro, no? Delle manifestazioni, degli scontri, dell'attacco alla CGIL, nel caso di Roma, insomma, dal mio punto di vista, quello che è accaduto e come si è costruito poi anche il dibattito a seguire, probabilmente potrebbe compattare un po' l'elettorato di centrosinistra, per dirne una, che era l'elettorato forse più a rischio, no, di assopimento in questi ballottaggi. Ma quindi un elettore di centrodestra sarebbe disincentivato, quindi secondo lei, ad andare a votare per Michetti, ad esempio? Forse qualcuno degli elettori più moderati del centrodestra potrebbe così avere un po' meno motivi per andare a votare, dopo che la discussione, l'agenda politica è stata dominata in questi giorni
no, da un volto molto aggressivo dell'estrema destra, per così dire, da volti molto aggressivi e violenti dell'estrema destra. Aggiungo, potrebbe incidere un pochettino anche sugli elettori dei candidati rimasti esclusi dal ballottaggio, Calenda e Raggi, che non pesano poco, nel senso che al primo turno sommati hanno preso quasi il 40% dei voti. Gualtieri e Michetti sommati non hanno preso neanche il 60% dei voti. Dunque la scelta di chi ha votato Raggi o Calenda al primo turno al secondo potrebbe incidere. Dal mio punto di vista potrebbe, per esempio, disincentivare un po' gli elettori di Calenda dall'andare su Michetti al secondo turno. Sono tutti piccoli aspetti che però sommati l'uno all'altro potrebbero in qualche modo consolidare un risultato, ecco, al ballottaggio a Roma. Dottor Pregliasco, invece le volevo chiedere, in Sardegna più o meno siamo arrivati quasi a 35 elezioni negli ultimi giorni e abbiamo notato una forte astensione, quasi pari al 20 e qualcosa per cento rispetto a 5 anni fa. Secondo lei questo crollo nell'adesione a partecipare al voto, da cosa può essere determinato? Io penso che in parte ci sia chiamiamolo un trend nazionale, nel senso che dire che dipende tutto dall'offerta politica a me pare un po' riduttivo, nel senso che l'offerta politica in ogni comune cambia e ci sono state offerte politiche anche molto diverse nelle città al voto. Io faccio un esempio. A Roma c'è stata una candidatura di un certo tipo nel centrodestra, a Torino ce n'è stata una molto diversa, con un profilo diciamo decisamente più moderato, per fare i nomi Michetti e da Milano, però sia a Roma sia a Torino il trend di calo d'affluenza è stato molto netto e sostanzialmente uguale. Quindi io fatico a leggere soltanto in un'ottica di offerta politica e di posizionamento dei candidati il dato del calo dell'affluenza, anche perché in testi come quello sardo mi pare che l'unica città o una delle poche città sopra ai 25.000 abitanti fosse Carbonia, no? Al voto. E Olbia. E Olbia, esatto, però insomma erano per lo più comuni piccoli o medio piccoli. Beh, lì tipicamente i candidati sono civici, sono espressione della comunità locale e quindi non so se in quel caso l'astensione alta è da leggere in un'ottica di offerta politica. Do un flash. Dal mio punto di vista, la fase post-pandemia che ha un po' anestetizzato la politica, soprattutto a livello comunale, i comuni sono del tutto marginali nella narrazione degli ultimi 2 anni, ecco forse questo può aver avuto un impatto ulteriore in un trend comunque generale di disaffezione, perché comunque anche 5 anni fa si era votato molto meno che 10 anni fa alle elezioni comunali. Sì, mi ricordo inoltre, leggendo i dati, che che ci sono stati 35 comuni su 70 e passa in cui è stata presentata soltanto una lista in Sardegna. Anche questo dovrebbe far ragionare. Ma ora darei la parola ai nostri 2 ragazzi e iniziamo con Ale, prego. Eccomi, attivo il microfono. Ok, dottor Pregliasco, io vorrei farle una domanda restando sul tema dell'astensione. Lo spostamento delle elezioni in autunno può essere considerato in qualche maniera una sorta di metodo di soppressione del voto, un po' come i metodi di cui sentiamo parlare in America, anche perché l'astensione, almeno leggendo le analisi che avete presentato anche voi di U-Trend, l'astensione sembra aver colpito soprattutto i redditi più bassi, quindi le fasce di elettorato che stanno in periferia, magari hanno meno accesso all'informazione politica e così via. Beh, diciamo che non lo considero un metodo, nel senso che è stata una di fatto necessità nel 2020 e anche quest'anno dettata dalla pandemia. Almeno questa è stata la scelta dei governi, no? Quella di posticipare il voto. Forse ecco, nel 2020 il rinvio delle elezioni era più inevitabile che quest'anno. Quest'anno probabilmente a giugno si sarebbe potuto votare senza grossi problemi. Insomma, a giugno abbiamo visto parecchie attività pubbliche riprendere, quindi forse si sarebbe potuto votare anche a giugno quest'anno. Detto questo,
la leggo in un altro modo, cioè non credo che ci sia una volontà di sopprimere la partecipazione al voto. Peraltro il governo che ha deciso lo slittamento, il governo Draghi, è un governo in cui ci sono dentro quasi tutti a livello di partiti politici, quindi è comunque stata il frutto di una decisione comune, di una mediazione, però l'effetto probabilmente non aiuta. Se non altro perché, ad esempio, le campagne elettorali vengono compresse a settembre, di fatto. Per una serie di motivi i candidati sono stati scelti anche molto tardi, e questo però non è una responsabilità solo dello spostamento del voto. Insomma, credo che la stagione elettorale a settembre-ottobre, come è stata l'anno scorso e come è stata quest'anno, non aiuti una grande partecipazione, forse anche solo per una questione di mancata abitudine al voto in questo periodo dell'anno. Detto questo, non credo ci sia una volontà precisa dietro. Sicuramente il calo di affluenza è stato molto più marcato nelle aree delle città più difficili a livello socio-economico, almeno questo è stato evidente su Roma, ma anche su Torino. A Milano non proprio, anzi a Milano il municipio 1 ha votato meno di altri, quindi non è omogenea la cosa, però su Roma e Torino sì, e qui sta secondo me una delle chiavi più interessanti di lettura di questo voto, cioè il fatto che quel blocco di città per lo più fuori dal centro, che aveva premiato il 5 Stelle nel 2016, che aveva premiato il centrodestra e soprattutto Salvini nel 2019, questa volta in parte significativa non è andato a votare. I risultati deludenti o problematici del centrodestra in queste comunali si devono soprattutto a questo. Chiaro. Salve. Ascolti, per lei l'astensionismo, in questo caso, in questa tornata amministrativa, può essere collegato magari anche a una sorta di calo dell'offerta da parte dei partiti politici? Mi spiego meglio. Un esempio potrebbe essere anche delle campagne elettorali sottotono. E un po', diciamo, si collega a quello che dicevamo, perché è ovvio che campagne così compresse a livello temporale sono campagne tendenzialmente sottotono, e campagne sottotono non aiutano la partecipazione elettorale. Aggiungo quello che dicevo prima con anestesia, no, del dibattito. In un certo senso noi stiamo vivendo gli ultimi quasi 2 anni ormai, anno e mezzo abbondante, in una condizione di emergenza, no, e di eccezionalità, in cui anche il luogo delle decisioni è stato per lo più il governo centrale, un pochettino le regioni, ecco, ma le città sono state totalmente assenti dalle decisioni significative dell'emergenza dell'ultimo anno e mezzo. Questo ha inciso sulle campagne elettorali e ha inciso sulla partecipazione al voto. Sull'offerta politica, a mio avviso, è un fattore, non è l'unico, perché come dicevamo prima, il calo dell'affluenza è stato molto netto, sia dove c'è stata una campagna un po' più viva, penso a Roma, sia dove non c'è stata, penso a Milano, sia dove i candidati del centro-destra erano più moderati, vedi Torino, sia dove erano un po' più spostati sulla destra più, non voglio definirla radicale, ma insomma penso a Roma, ma se vogliamo anche a Milano, no? Il candidato Bernardo era più espressione della Lega, se vogliamo. Ecco, questa serie di circostanze così diverse in cui l'astensione però è comunque cresciuta mi fa pensare che non sia solo un tema di offerta politica. Senta, un altro tema che lei ha affrontato anche prima, l'ha citato, del fatto che con tutta probabilità anche nel ballottaggio si andrà nella soglia, diciamo, delle persone che andranno poi al voto sotto il 40%, sotto il 50%. Ed è la soglia che un pochino tutti quanti pongono come linea per la tenuta della democrazia. In Italia dobbiamo farci ancora un problema dobbiamo iniziare a farci un problema di come effettivamente il nostro paese reagisce alla democrazia e vuole partecipare alla vita democratica. C'è questa soglia che, ad esempio, ricordiamo in paesi come gli Stati Uniti, con un altro sistema elettorale, tantissimi altri problemi, sta abbondantemente sotto il 50%. Fa riflettere su come determinati rappresentanti sono votati soltanto dalla metà degli aventi diritto. Ma diciamo che in un certo senso poi alla fine ha ragione chi vota, cioè è chi vota che in un certo senso dà
un indirizzo, si esprime e quindi chi non vota sceglie di non partecipare al processo democratico, poi per una serie di motivi, perché per carità in quel 50 e più per cento di astenuti ci sono anche una quota di persone che non potevano votare, che erano altrove, c'è il tema annoso dei fuorisede, persone che appunto sono iscritte alle liste elettorali ma per una serie di motivi non hanno potuto partecipare. Però ecco, chi invece ha scelto di non votare ha fatto a suo modo una scelta. In democrazia diciamo che non si può risolvere un problema del genere agendo secondo me sulle regole elettorali, cioè alla fine è chiaro che voti il 48 o che voti il 60%, comunque un sindaco o una giunta si dovranno insediare, un consiglio comunale dovrà essere eletto, cioè c'è anche un tema, no, di continuità del governo sia nazionale sia locale, per cui in un certo senso non vedo una risposta di regole. Vedo più una possibile risposta di cultura politica, di sensibilizzazione all'importanza comunque del voto. Teniamo presente una cosa: io temo che l'effetto di incanalamento della rabbia e dello scontento nel voto che ha avuto il 5 Stelle si stia esaurendo. E in un certo senso una quota di persone, di italiani, da nord a sud, che hanno votato negli ultimi anni perché c'era il Movimento 5 Stelle, ecco, penso che una quota che era rimasta dentro al processo elettorale grazie o a causa dei 5 Stelle, oggi non veda più motivi per partecipare al voto. Forse il 5 Stelle è stato un po' l'ultimo voto per molti nostri concittadini, e questo, diciamo, in un certo senso ci pone, credo, dei dubbi, no? Anche su cosa diventa 5 Stelle, perché altri soggetti non sono riusciti a sostituire i 5 Stelle nelle periferie, e questo interroga sia il centrodestra sia il centrosinistra, ovviamente. Sì, sempre illusi dei 5 Stelle. Sempre su questa domanda entriamo un pochettino nel tecnico, perché è vero, le campagne elettorali le fanno le persone. Secondo lei in Italia manca proprio chi sta andare a cercare questi voti? Perché oggi noi andiamo a dire, chi fa la campagna elettorale, i candidati vanno a cercare i voti degli astenuti, però anche da prima c'erano questi voti. Possibile che non si siano riusciti a intercettare? Ok che un pubblico, inizia a essere un pubblico veramente grande, cioè non è più la persona che non ha studiato, da cui non gliene frega niente la politica, che c'è sempre stato. Qua inizia a essere un problema endemico, pandemico. Beh, indubbiamente, diciamo questo, due cose. La prima, chi si astiene è un elettore molto difficile da convincere, nel senso che è più difficile portare dall'astensione al voto spesso che confermare chi invece chi ha votato in passato e ragionevolmente andrà a votare un'altra volta. Questo lo si vede anche tra i primi e i secondi turni, per essere chiari, cioè un conto è riportare i propri, altro è portare a votare in un ballottaggio persone che non hanno votato al primo turno. È molto difficile, è una delle cose più difficili che esistano per la mia esperienza, riattivare un elettore che ha scelto di non votare. La seconda cosa che si può dire però è che in un contesto in cui votano così poche persone, la mobilitazione conta ancora di più. Cioè le elezioni rischiano di diventare elezioni non di persuasione, non in cui PD, Lega, Fratelli d'Italia, 5 Stelle cercano di convincerti che devi votare loro anziché un altro, ma banalmente elezioni in cui ciascuno di questi soggetti ha come obiettivo quello di portare a votare i suoi, in buona sostanza, no? Questo può avere degli effetti anche importanti sulla comunicazione, sui linguaggi, sulle strategie. È proprio un modello diverso, in un certo senso un modello più americano, visto che alle presidenziali fino a un certo punto, perché comunque alle ultime presidenziali ha votato ben più del 60%, però alle elezioni di secondo livello, per così dire, in America hanno delle partecipazioni molto molto basse, e quindi lì conta tantissimo saper portare i tuoi, lavorare sui database, lavorare sul porta a porta mirato. C'è da dire che in Italia queste operazioni non sono semplici, perché abbiamo
ad esempio regolamentazioni di privacy molto diverse da quelle americane, quindi un'operazione di micro-targeting per riportare al voto i tuoi in Italia non è semplice. Ci sarebbero per esempio gli elenchi di chi ha votato alle primarie del PD o del centrosinistra negli anni, ma sono spesso elenchi che non si sa chi abbia, su cui le autorizzazioni di privacy sono confuse, e quindi diciamo quella ricchezza che potrebbe arrivare per esempio, no, al centrosinistra e al PD dall'avere grandi database di persone che hanno votato negli ultimi 15 anni, 16 anni alle primarie, è una ricchezza al momento non del tutto sfruttata sui territori. Alessandro, un attimo, Sì. stava prima parlando di Stati Uniti. No, ho aperto un bocca. Cosa? Ah no, È buonissimo, no? Ho aperto un bocca. No, ho sentito come si apriva il microfono. Buono. Tranquillo. No, le volevo chiedere, dottor Pregliasco, parlando degli Stati Uniti, non si potrebbe fare in Italia, parlando anche da studente che oggi abita a Cagliari e abita a Monserrato, ma domani non sa neanche dove sarà, introdurre un sistema tipo il loro per via posta, anche per rincentivare tutti quegli studenti. Pensate adesso a Emanuele e Alessandro che abitano a Torino, tra un anno più o meno ci saranno le elezioni nazionali e dubito che moltissimi studenti abbiano la possibilità di tornare a casa. Secondo lei, per riavere dei numeri, diciamo, nell'orbita della decenza, sopra anche il 50, secondo lei non si dovrebbe prendere questa strada? Allora, credo che sarebbe giusto rendere più facile il voto, questo sì. In Italia già, diciamo, rispetto a contesti americani, per esempio, in cui si cerca di rendere difficile il voto, in Italia, diciamo, già comunque è relativamente facile, no, accedere al voto. Aggiungo, a differenza di molte altre democrazie, penso anche al Regno Unito, per esempio, non bisogna registrarsi al registro elettorale per votare. È automatizzato questo passaggio, quindi da un lato in Italia secondo me non ci possiamo eccessivamente lamentare sotto questo profilo, dall'altro penso sarebbe giusto rendere più facile il voto a chi per ragioni pratiche di vita non si trova nel luogo di residenza ufficiale, diciamo così, quando si vota. Come si potrebbe fare questo? Beh, ad esempio io sono favorevole al voto anticipato, cioè immaginare una finestra prima delle elezioni in cui le persone possono andare in un ufficio pubblico con tutte le garanzie, che può essere, non so, un tribunale, può essere il comune, alla presenza ovviamente di rappresentanti di lista, no? Anche per garantire la regolarità del voto e esprimere il suo voto. Per i fuorisede penso che si potrebbero benissimo prevedere degli elenchi di fuorisede per studio o per lavoro domiciliati altrove, che quindi chiedono di votare a Torino e non a Cagliari, per fare un esempio. Detto questo, non penso purtroppo che se anche apportassimo queste novità l'affluenza crescerebbe in modo drammatico. Ecco, penso che però sarebbe giusto garantire il più possibile un accesso facile al voto a tutti. Certo. Io adesso ritornerei ad Alessandro e Lorenzo, fate poi dispari, monetina, quello che volete. Direi forse Lorenzo adesso, no? Sì, vedo Ale che mi fa così con la testa, quindi direi che allora a te la parola per la domanda al dottor Pregliasco. Io vorrei tornare un attimo indietro e parlare del Movimento 5 Stelle. Come ha detto lei prima, sicuramente la rabbia che hanno portato avanti con i loro primi anni, le prime lotte, sta un po' scomparendo. Ma è giusto dire che i voti dei 5 Stelle stiano tutti finendo nell'astensionismo, o forse i partiti vicini, penso al centrodestra, ma anche al centrosinistra, stanno un po' erodendo l'elettorato del movimento? Sono successe entrambe le cose sicuramente. In queste comunali, se prendiamo le comunali come metro, no, di analisi, però è stata per lo più una uscita verso l'astensione, quella degli elettori 5 Stelle. Del resto basta vedere i flussi. Noi purtroppo non li abbiamo ancora potuti fare su Roma perché continuano a non essere disponibili dati che non siano per municipio. Questo insomma è già un problema di accesso al dato che vi cito e che riguarda Roma, ma anche Milano, che tristemente non ha pubblicato dati di dettaglio ancora per sezione elettorale.
quindi non abbiamo i flussi su queste città, però ad esempio su Torino, dove i flussi ci sono, è molto visibile l'uscita dell'elettorato 5 Stelle verso l'astensione. D'altra parte i quartieri non mentono, cioè se vediamo Roma, quartieri come il Sesto Municipio, come il Decimo, no? Torri e Ostia, punti di forza, roccaforti 5 Stelle nel 2016 sono i municipi, i territori in cui l'affluenza è calata di più. Quindi ci sono tanti segnali che portano a dire sì, un pezzo di elettorato 5 Stelle è andato a destra, un pezzo è tornato anche al centro-sinistra ovviamente, però tanti che il 5 Stelle aveva tenuto dentro al processo elettorale negli scorsi anni, oggi hanno scelto di non andare a votare, e penso che comunque anche l'evoluzione del 5 Stelle spieghi un po' questo dato, no? Cioè il 5 Stelle oggi è un partito molto diverso dal 5 Stelle che mobilitava e prendeva i voti nelle periferie, sia delle grandi città, sia periferie in senso lato, nel 2013, nel 2016 alle comunali, nel 2018 alle politiche. Chiaro. Ale. Si è normalizzato in qualche maniera quindi il 5 Stelle. Io avrei un po' di domande in realtà sparse per la mente, cerco di renderle organiche in un'unica domanda lunghissima. Partendo dai 5 Stelle, il dato dice che fondamentalmente i 5 Stelle sono stati non particolarmente influenti per la buona riuscita dei risultati che ci sono stati fino ad ora del centrosinistra. Quindi questa cosa potrebbe effettivamente mettere, se non in crisi, in ombra l'idea di una coalizione organica, di un'alleanza organica 5 Stelle PD. O meglio, la domanda è se i dati lo confermano. La seconda cosa, e mi collego alle elezioni di Roma in particolare con Calenda, è se la posizione assunta da Gualtieri di assecondare la richiesta di Calenda relativa al non ingresso di 5 Stelle in giunta può effettivamente aiutare, diciamo così, una mobilitazione di alcuni 5 Stelle in favore di Michetti. Poi due domande da nerd della campagna elettorale che mi vengono in mente al volo, ed è un parere personalissimo su chi ha fatto la migliore campagna elettorale, magari il miglior spot tra quelli che ha potuto vedere, e soprattutto se c'era qualche big della comunicazione in campo, big della comunicazione straniero in campo durante queste amministrazioni, di cui non abbiamo saputo nulla da giornali e telegiornali, ma che magari lei sa essersi mosso in queste amministrative. Dottor Pregliasco, adesso le dovrebbe arrivare a breve una mail in cui le facciamo il recap delle domande di Alessandro, quindi se può guardare il telefono adesso le arriverà la nostra newsletter. Sì, posso se serve le ripeto una a una dopo, passo passo. Come Berlusconi durante le consultazioni. Sì. Allora, sono segnate, ma se ricordo bene la prima era sull'impatto 5 Stelle sull'alleanza giallorossa. Allora, io ho osservato dato aritmetico, cioè a livello numerico, nemmeno a Bologna e Napoli, cioè là dove si è celebrata in qualche modo l'alleanza giallorossa, il 5 Stelle si può dire che sia stato determinante, nel senso che i voti di lista del Movimento 5 Stelle erano inferiori o nettamente inferiori al margine oltre il 50% con cui ha vinto il candidato Lepore a Bologna e Manfredi a Napoli. Quindi se ragioniamo in termini numerici, il 5 Stelle non è stato decisivo per la vittoria al primo turno né a Bologna né a Napoli. Dopodiché la politica non è soltanto aritmetica e nemmeno le elezioni lo sono, quindi è chiaro che se il 5 Stelle fosse andato da solo si sarebbe aperta un'altra campagna elettorale, sarebbe stata un'offerta politica diversa, per cui non mi spingo a dire che questo singolo dato sul non essere decisivi dei 5 Stelle a Bologna e Napoli debba far archiviare i progetti di alleanza PD 5 Stelle. Mi limito a dire che in tutti o quasi tutti, la grandissima parte dei casi che abbiamo visto dal 2019 in poi, in cui il PD e 5 Stelle sono andati insieme, o è andata male, o se è andata bene, diciamo, probabilmente non è stato merito dell'alleanza con i 5 Stelle.
Ovviamente è un campione molto piccolo, sono casi molto specifici e locali, però insomma se penso all'Umbria, se penso alla Liguria, alle regionali e anche queste comunali, onestamente il quadro è un po' complicato, ecco, per i sostenitori dell'Alleanza PD 5 Stelle. Detto questo, attenzione, perché alle politiche ci si sembra elettorale un altro, le logiche possono essere molto diverse. Io adesso valuto semplicemente i casi che abbiamo a disposizione, no? Negli ultimi 2 anni in cui PD e Movimento 5 Stelle sono stati alleati. La seconda domanda su comportamento degli elettori 5 Stelle a Roma al ballottaggio. Non lo so, io penso che molti non parteciperanno al ballottaggio onestamente. Quelle che parteciperanno al ballottaggio io mi aspetto che vadano più su Gualtieri che su Michetti comunque. E questo è uno dei fattori che aiutano Gualtieri, diciamo, evidentemente al secondo turno, anche perché ugualmente mi aspetto che la maggior parte degli elettori di Calenda al primo turno, al secondo scelga Gualtieri. Ecco, evidentemente ha questi 2 bacini, no, da cui pescare. La terza e la quarta domanda erano sulle campagne elettorali, se ricordo bene. Quindi la terza sulla migliore campagna, non lo so, devo dire, non per sottrarmi alla domanda, però ho visto davvero poco di fenomenale in questo turno, molto per limiti di tempo e strutturali e insomma mi pare che non ci siano stati guizzi. Posso azzardare? Forse la campagna come l'ha fatta Calenda, non si vedeva una campagna elettorale così organizzata in Italia da mai. Sì, Calenda ha fatto una campagna, diciamo, molto lunga e molto, molto solida, no? E che è una cosa poco italiana se guardiamo quello che è accaduto nei recenti turni elettorali nel nostro paese. Era anche una campagna, devo dire, dal punto di vista, come dire, visivo e dal punto di vista dei materiali molto organizzata, molto disciplinata. Detto questo, poi insomma il risultato è stato importante da un lato, decisamente sotto gli obiettivi dichiarati da Calenda dall'altro, quindi c'è anche da chiedersi se in questo contesto aiuti un lavoro del genere. Qui la risposta non è immediata, però sicuramente la campagna di Calenda è stata molto, molto forte, molto, molto intensa, in termini di investimenti, in termini anche ad esempio di engagement social. Noi abbiamo mostrato come quasi 9 su 10 dei tweet di maggior successo di queste elezioni amministrative venissero dall'account di Calenda, che poi vabbè è un politico nazionale. Qualcuno ha controtwittato primo su Twitter, poi quarto nella vita reale, ecco, quindi anche il fatto che si creano queste bolle gigantesche. Diciamo terzo. Fatemi dire solo una cosa su Roma, cioè non per valutare la campagna elettorale di cui ho già detto cose positive, perché in realtà è stata decisamente ben costruita la campagna Calenda. Mi pare che il risultato di Roma sia una piccola rivincita dei sondaggi comunque, nel senso che è successo più o meno quello che i sondaggi dicevano tra le sopracciglia alzate degli espertoni di turno o degli esperti di Twitter che si dicevano certi che Gualtieri sarebbe sprofondato e che alcuni dicevano Calenda, altri dicevano Raggi avrebbero performato, parola orribile, ma non abbiamo sinonimi, i sondaggi arrivando loro al ballottaggio. Quindi fatemi fare solo questa piccola parentesi su Roma, perché è importante riconoscere che con tutti i loro limiti i sondaggi ci aiutano abbastanza ad avere un quadro delle cose che spesso è più accurato di quello che immaginano gli esperti o quelli che vogliono farsi ritenere esperti, o anche quello che diciamo ci attendiamo noi da osservatori. Ecco, spesso i sondaggi ci aiutano a inquadrare un po' la realtà. L'ultimissima cosa su big della comunicazione politica internazionale: a me non risulta che ci siano stati in queste elezioni, quindi la risposta è questa qua, non mi risulta. E un po' si è anche visto, diciamo che noi in Italia siamo specializzati nel fare tantissimi cartelloni bruttissimi, tantissimi profili social bruttissimi, sì, ce ne sono tanti, c'è anche un sacco di pagine che raccolgono il peggio di tutto questo, quindi andate a cercarvele perché fanno veramente ridere,
anche perché sono reali, questa è la cosa che un pochino fa più preoccupare. Però vabbè, è il bello della politica anche del nostro paese, siamo un paese molto folcloristico. Allora, io non so, se non ci sono altre domande, qualche altra curiosità da chiedere al dottor Pregliasco, Io ne avrei una, sempre l'ultima, se per il professore va bene, se no chiuderei anche qua, se c'è il tempo. Allora, U-Trend è diventata una realtà enorme, infatti per noi che studiamo queste cose qua è come avere un idolo davanti, e non lo faccio per piaggeria. Vabbè, io chiamo legale qua. Come è strutturata la redazione per prendere tutti i dati da tutta Italia? Intanto grazie, e ci fa piacere quando diciamo il lavoro viene apprezzato e riconosciuto, no? Da chi segue queste cose, da chi si appassiona o studia la politica e le elezioni. Diciamo questo, che noi abbiamo un modello molto flessibile, molto a fisarmonica, perché la stagionalità delle elezioni lo impone, e quindi dal punto di vista redazionale noi abbiamo una sorta di formazione più ampia che entra in gioco quando ci sono le elezioni, ed entra in gioco, diciamo, con un tavolo sostanzialmente di 8, 10, 12 persone, a seconda dei casi, che hanno proprio la funzione, la mansione di diciamo, coordinare lo sforzo editoriale live e nei giorni immediatamente successivi, monitorando i dati in arrivo, producendo anche visualizzazioni, mappe e altri grafici. Quindi c'è questo grosso tavolo di persone, di redattori, di analisti, che entra in campo nei momenti elettorali, e diciamo invece nel periodo più normale, che è quello non elettorale, abbiamo un lavoro di redazione sostanzialmente con un paio di persone più fisse sulla parte di produzione contenuti, e autori che curano specifici articoli o specifici contenuti. Per cui spero di aver risposto nel, diciamo, descrivere un po' il nostro metodo di lavoro. Chiaramente dipende anche molto dagli impegni concomitanti. Per esempio, noi in questo caso, su queste azioni comunali, avevamo contemporaneamente l'esigenza di produrre i nostri contenuti, sono quelli che avrete seguito sui vari social nei giorni del voto, ma ovviamente c'era l'impegno con SkyTG24, con gli instant poll, con i collegamenti, eccetera, e poi c'è stato un altro impegno importante, che era quello, diciamo, di cura e di raccolta dei dati per una serie di speciali elettorali dei siti che curiamo, insieme a una società che si chiama D-Share, che si occupa dello sviluppo tecnologico, per cui, diciamo, un pezzo aggiuntivo del nostro team ha lavorato proprio su questo ultimo capitolo, andando ad alimentare gli speciali elettorali, per esempio Sole 24 Ore, TGCOM24, SkyTG24 stessa e altri. Dunque, diciamo che a ogni tornata elettorale c'è da considerare che, oltre all'aspetto puramente editoriale di nostro contenuto, ci sono degli impegni verso terzi, no? Che ci commissionano dei lavori dell'analisi, e che vanno ovviamente seguiti e soddisfatti. Un'ultima nota, adesso mi è venuto in mente mentre parlava di quello che è stato il lavoro della sua redazione. C'è stato un problema durante il voto, ossia che i social sono tutti quanti andati giù, nel senso non funzionavano più. Velocissimo, quanto è stato complicato? Cioè, lei ad esempio è molto attivo su Twitter, quindi comunque sia, si è riusciti anche a comunicare tramite altri social, ma voi lo usate cioè, avete sentito questa difficoltà nel non poter comunicare in modo istantaneo anche attraverso la redazione? Allora, un po' sì, soprattutto per quanto riguarda WhatsApp, per comunicazioni rapide con colleghi, clienti, giornalisti, quindi da quel versante lì sì, e a livello invece di pubblicazione l'abbiamo patito soprattutto su Instagram, però devo confessare che noi eravamo strutturati ormai da anni su Telegram per le comunicazioni interne operative. 2, Twitter funzionava, anzi c'era forse più pubblico e il nostro live elettorale era prevalentemente su Twitter. 3, un pochettino, devo dire, mi ha confortato forse in quelle ore non avere
l'assillo dei WhatsApp in entrata, che sarebbero stati alcune migliaia e che invece si sono persi nel down di Facebook, e chissà, non sapremo mai che cosa mi hanno scritto in quelle ore le tantissime persone che di solito mi scrivono quando c'è un'elezione. Con questa bellissima notizia, quindi il dottor Pregliasco si è liberato dall'ansia di dover rispondere a tanti messaggi, direi che possiamo chiudere, quindi ringraziamo nuovamente il dottor Pregliasco per essere stato con noi, auguriamo un buon lavoro anche in vista dei prossimi ballottaggi. Grazie a voi. Ringrazio i nostri due opinionisti, Alessandro Cocco e Lorenzo Pucci. Li trovate ovviamente nel nostro sito, scrivono giornalmente di tutto quello che succede nell'Italia, nel mondo, oltre anche. Emanuele mi sta facendo così col dito, quindi vuol parlare, ma non parla, dai. Ricordatevi di andare a leggere lo speciale che abbiamo fatto sull'Afghanistan, che è molto bello. A breve uscirà anche una chicca, una cosa molto 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 carina, per cui continuate a seguirci. Vi diciamo già una data, giovedì o venerdì prossimo, 2 date. Sì, vediamo come va il vento, se Mattia Toffolon, che ringrazio, che ha curato la parte tecnica, riesce a dedicarsi a noi. Ricordiamo che nessuno qua dentro è pagato, quindi si va sempre di buon cuore. Chissà se Mattia avrà accumulato tanto buon cuore per essere con noi anche la settimana prossima. Quindi direi che possiamo andare veramente a chiudere. Quindi un saluto dallo studio 1 di Torino da Alessandro Manno, un saluto dallo studio 2 di Torino da Euro Emanuele, e un saluto da Piero Grimaldi dallo studio 3 di Monserrato. e a tutti voi l'augurio di una buona serata. Restate tutto Talk Sardegna per tutti gli aggiornamenti.